vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di questo nuovissimo game. Quest'oggi ci troviamo, come potete ben vedere, all'interno di Formula 1 2013, quindi pronti per una nuova avventura, per un nuovo campionato, quindi in sella a una fantastica autovettura. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Ovviamente nel menu principale vediamo un po' di capire più o meno quello che accadrà. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo di accettare il salvataggio automatico, perché è importantissimo, per non dimenticarci di perdere i nostri progressi. Perfetto. Allora, vediamo un po' il nostro nome, vediamo un po' di scegliere nella maniera migliore. Ok, vediamo un po' di andare anche al cognome. Perfetto, benissimo. Allora, purtroppo non si può distaccare. Bene, allora, da dove vieni? Dall'Europa, ovviamente, vediamo di continuare. La nostra nazione preferita, eccoci qua, dall'Olanda, il nostro caro personaggio Van Helgen. Allora, che sfide ti aspetti dalla Formula 1? Non molto elevato, non ho mai guidato in vita mia e voglio imparare con calma. Ovviamente questa non è la scelta che fa al caso nostro. Allora, ho fiducia nelle mie abilità, ma non mi aspetto una concorrenza spietata. Mi piace gareggiare contro piloti abili e voglio mettere alla prova le mie capacità. Oppure voglio sfidare i piloti migliori del mondo. Proviamo, come dire, con il nostro livello massimo, come appunto abbiamo effettuato su Formula 1 2012. Allora, vediamo di inserire il nostro contenuto, perfetto, e vediamo di scegliere ovviamente la nostra, come dire, scuderia. Probabilmente questo deve essere il test per giovani piloti. Come dire, vi dico che questa è la prima volta che avvio Formula 1 2013, quindi vediamo un po' quello che possiamo fare. Allora, Red Bull, Ferrari oppure McLaren, Mercedes. Io direi di gettarci sulla terza opzione disponibile con la nostra McLaren Mercedes e vediamo quello che possiamo combinare. Visto che hai giocato a Formula 1 2012, puoi decidere di saltare il primo giorno del test di giovani piloti. Se decidi di saltare il primo giorno, sbloccherai automaticamente le seguenti scuderie che potrai usare all'inizio della tua carriera. Ovviamente Marussia, Caterham e Toro Rosso. Completando il secondo giorno del test potrai sbloccare anche le seguenti scuderie: Force India, Williams, Sauber e Lotus. Visto che abbiamo giocato ovviamente all'interno di Formula 1 2012, cerchiamo di risparmiarci la Marussia, la Caterham e la Toro Rosso, ma andiamo direttamente verso il secondo giorno, ovviamente verso la nostra casa preferita, ovvero la Williams. Quindi procediamo al secondo giorno della nostra avventura. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Allora, sfida campionato, prova a vincere il campionato mondiale di piloti in 10 gare. Sicuramente ci saranno nuove opzioni disponibili, come avevo sentito anche erano disponibili i nuovi campionati appartenenti all'epoca passata, ovviamente campionati degli anni passati come anni 80, anni 70, vedremo un po' le autovetture più innovative di quell'epoca. Intanto ci sediamo direttamente nella nostra monoposto, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Il nostro caro ingegnere, eccolo, dovremmo impostare magari adesso le impostazioni video e tutto il resto. Il nostro caro volante, i nostri ragazzoni. Ok, eccoci arrivati. Prima di iniziare ragazzi, come dire, la nostra carriera principale su Formula 1 è necessario effettuare il test di giovani piloti per ovviamente sbloccare le scuderie più importanti. Allora, dobbiamo effettuare diversi test, come per esempio il test di frenata su pista bagnata, accompagnato dal test nel tempo piovoso, traiettoria ideale, seguiti ovviamente dalle prove generali. Dobbiamo ottenere il massimo per sbloccare tutte le nostre scuderie nella maniera migliore. Allora, parti da fermo ed effettua un test di velocità in rettilineo su un tracciato bagnato per capire la differenza nel punto di frenata. Bene, vediamo un po' di provare magari qualche piccolo test per vedere un po' quello che riusciremo a fare. Allora, vediamo bene, eccoci arrivati finalmente all'interno della nostra cara e amata pista. Ovviamente questa è una prova principale per testare ovviamente l'efficacia dei nostri pneumatici sul bagnato. Attenzione a non far slittare i nostri pneumatici posteriori alla grande. Come potete ben vedere il nostro menu in basso a sinistra, in basso a destra, indicante appunto il nostro carburante, il KERS, il DRS, ma anche i giri del motore è stato ridisegnato, accompagnato anche da diverse modifiche a livello grafico della nostra autovettura. Ok, siamo riusciti addirittura a affrontare la nostra prova nella maniera migliore, medaglia d'oro, un ottimo tempo, grandioso. Allora vi faccio vedere all'interno del test di giovani piloti qualche particolare sfida in modo tale da comprendere nella maniera migliore le nuove meccaniche di guida di Formula 1 2013, come per esempio il test tempo piovoso potrà aiutarci a effettuare un giro completo del nostro grande circuito di Abu Dhabi e quindi vedere un po' quello che riusciremo a fare. Allora proviamo anche questo secondo test perché potrebbe essere molto interessante. Eccoci ragazzi nuovamente all'interno
all'interno del nostro tracciato, vediamo di effettuare il test appunto per il nostro tempo piovoso. Vi faccio vedere questa prova accompagnata anche da una prova successiva, quindi per capire più o meno l'ambientazione del nostro nuovo capitolo che è finalmente uscito. Intanto l'ultimo semaforo acceso, lanciamoci nella nostra pista di Abu Dhabi. Probabilmente la Pirelli ha allagato il tutto nella maniera migliore, quindi cerchiamo di navigare in questo oceano proprio con la vela spiegata. Abbiamo 50 secondi per effettuare ovviamente il nostro caro e amato giro. Attenzione, conosciamo benissimo il circuito, abbiamo effettuato un ottimo risultato l'anno scorso, vediamo di continuare. Abbiamo anche una bella Mercedes. Attenzione, mamma mia, con questo bagnato è davvero impossibile guidare, proprio dobbiamo migliorare la nostra aderenza nei prossimi giri, magari se riusciamo a farne qualche altro. Attenzione, eccoci. Mamma mia, vediamo, devo riprendere un po' la mano. Il livello di difficoltà è aumentato leggermente per quanto riguarda il bagnato, a mio parere. Continuiamo, dai, 42, forse riusciremo a ottenere l'oro alla grande, medaglia di argento. Dai, è andata abbastanza bene, possiamo ritenerci soddisfatti. Vediamo adesso quale sarà il limite delle scuderie sbloccate. All'inizio di una nuova carriera potrai firmare i contratti con questa scuderia. Vediamo un po' la Force India. Perfetto, già siamo riusciti a ottenere qualcosa. Probabilmente le prossime scuderie verranno sbloccate col passare del tempo e anche con il completamento delle prossime sfide. Proseguiamo, forse abbiamo ancora la possibilità di sbloccare qualche altra cosa. Test traiettoria ideale, vediamo, questo probabilmente lo lasceremo, lo giocherò da solo. Vi farò vedere, come dire, magari il test giro a tempo. Vedremo di essere un pochino più competitivi Bene, sono riuscito a completare il test traiettoria ideale abbastanza bene, con un'ottima medaglia d'oro, però il test di degrado pneumatici è ovviamente importante, perché avevo sentito che all'interno di questo nuovo Formula 1 2013 il degrado dei pneumatici era ovviamente una tematica principale che alimentava tutto il processo ovviamente della gara, quindi potrebbe essere anche interessante notare i miglioramenti di questo nuovo particolare ambito di Formula 1 2013. Quindi proviamo il test appunto del degrado dei nostri pneumatici, vediamo un po' cosa è successo. È molto importante capire come si comporta la vettura con gomme molto usurate, e potrebbe essere la differenza tra soddisfare e superare gli obiettivi della squadra o fallirli. Quando gli pneumatici cominciano a usurarsi, la vettura potrebbe cominciare a perdere aderenza, rendendone più difficili il controllo e aumentando il rischio di un testacoda. È importante capire quando puoi rimanere in pista per ancora qualche giro con un set di gomme usurate e quando invece è il momento di tornare ai box. Abbiamo montato degli pneumatici usurati sulla tua vettura e vogliamo che tu affronti l'ultimo settore del giro e tocchi tutti gli apici. Ci proveremo. Allora, vediamo un po'. I nostri pneumatici a quanto pare sono completamente usurati, distrutti dalla lava durante questo giro, quindi vediamo di procedere in completa tranquillità. Attenzione, dobbiamo colpire direttamente tutti i nostri apici. Ok, procediamo. Attenzione, abbiamo addirittura notato la modifica delle icone alla nostra destra del menu principale delle informazioni. Addirittura è stato impostato un bel termometro al posto della nostra vecchia temperatura. Attenzione, è abbastanza complicato guidare con queste dannate gomme, cioè molto più complicato delle gomme in stato normale. Ho bisogno di stare più attento, devo prestare più attenzione a queste dannate curve. Bene, vediamo di continuare da questa parte. Ok, rimane l'ultimo settore, speriamo di affrontarlo al massimo delle nostre possibilità. Avanti, vogliamo la Williams, medaglia d'oro. La vettura con sicurezza e precisione nonostante le gomme usurate. Bel lavoro. Grandi. Ovviamente il trucchetto è non toccare i particolari cordoli durante la sessione di prova, e ce l'abbiamo fatta abbastanza bene. Proseguiamo. Allora, mi sembra che rimanga ancora un altro bel test giro a tempo. Con questo sicuramente potremmo avere l'opportunità di ottenere la nostra cara e amata Williams. Vediamo un po' cosa ci nascondono all'interno di questo fantastico test. Diamo un'occhiata. Abbiamo riempito il serbatoio con il carburante necessario per completare questo test. Completa un giro e assicurati di toccare ogni apice. Grande. Allora, abbiamo anche il nostro KERS disponibile in basso a destra. Vediamo un po' di affrontare il tutto nella maniera migliore. Partiamo a tutta manetta. Vediamo un po' dove impostiamo addirittura il nostro KERS in partenza. Alla grande, partiamo. Allora, attenzione, è stata, come dire, anche abbellita la nostra pista di Abu Dhabi. Ritroviamo anche dei particolari dettagli che si notano di più, come queste fantastiche palme nel retro, anche la torre che fa ovviamente il giro alla nostra fantastica pista. Vediamo di continuare nel primo settore, dai che ci riusciamo. 2 minuti il nostro tempo principale, dai che siamo stati ovviamente educati su Formula 1 2012, sappiamo perfettamente cosa fare. Andiamo, questo giro lo conosciamo alla grande. Forza, la nostra pista preferita, avanti, utilizziamo il KERS nella maniera migliore. Ok, ovviamente questa è la pista di prova, se così possiamo dire, è utilizzata all'interno di ogni Formula 1 all'interno del quale è presente il
del tester Giovani Piloti. Mi ricordo anche nel Formula 1 2012 era presente questa pista appunto per le prove. Attenzione, grandi, cerchiamo di essere puliti, non vorrei rifarla, andiamo, voglio la Williams nuovamente accanto a noi, vediamo di continuare da questa parte. Non possiamo ancora vedere lo stato del nostro motore, probabilmente è stato disabilitato durante questa opportunità. Avanti, un minuto appena adesso completato, entriamo, avanti, l'abbiamo preso, perfetto, però non abbiamo neanche impostato l'assetto, cioè è una cosa abbastanza strana. Oh mamma mia, è davvero molto più difficile controllare l'autovettura in prossimità dei cordoli, cioè li hanno modificati abbastanza, cioè se non si sta attenti si effettua un bel testacoda. Attenzione, ok, manca ancora qualche altra piccola curva prima del termine del nostro giro. Attenzione, mamma mia, questa fantastica McLaren continua a rombare. Benissimo, avanti che mancano ancora qualche metro prima del completamento del nostro giro. Benissimo, vediamo un po', dai che ce la facciamo, l'ultimo rettilineo, avanti, 1,46, forse che riusciamo a completare il nostro tempo base. Medaglia d'oro anche questa volta, il nostro caro pilota è in forma dopo come dire un'estate di successi, e la Williams finalmente entra nel nostro salvadenaio delle scuderie principali insieme alla Sauber. Ovviamente è una scuderia che poco ci interessa perché la Williams è nel nostro mirino, però anche la Lotus potrebbe essere interessante, quindi io direi di continuare ragazzi a finire il test Giovani Piloti nella maniera adatta. Rimane il test di valutazione, mette in pratica tutto quello che ha imparato e completa 2 giri nel tempo prestabilito. Va bene, ovviamente ci sono anche le altre vetture, quindi 43 punti massimi, possiamo anche dedicarci a questo test di valutazione per finire in bellezza la nostra opera d'arte e in seguito lanciarci anche nella nostra carriera. Allora partiamo per primi. Non c'è nessun altro. Sono stati 2 giorni perfetti. Sarebbe terribile se partissi bene in gara e poi completassi solo 2 giri. Quando il semaforo si spegne, scatta e completa il giro utilizzando tutte le tecniche che hai appreso. Va bene amico mio, siamo ormai dei veterani, vediamo di partire, dobbiamo completare probabilmente 2 giri, vediamo se riusciamo a partire, dai che ce la facciamo, grandi! Ok, visto che stiamo effettuando questa sorta di giro test, anche come dire una sorta di prova, visto che abbiamo già conquistato la nostra Williams e poco ci importa delle altre scuderie che ancora devono essere sbloccate, fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate di questo Formula 1 2013 già a prima vista, come notate appunto le nuove migliorie riguardo dell'estetica appunto del nostro nuovo menu, quindi delle interfacce, ma adesso avrete anche modo di vedere, quindi di migliorare la vostra opinione nel momento in cui ci getteremo proprio nella nostra carriera. Comunque fatemi sapere anche fino adesso come ritrovate il tracciato, la nostra autovettura, il rombo del motore, la mia abilità che come dire dopo un mese abbastanza come la ritrovate, quindi fatemi sapere anche le vostre opinioni a riguardo di questi primi 10 minuti finalmente in pista dopo come dire un anno di attesa per quanto riguarda la nuova stagione, ovvero la stagione 2013 qui su Formula 1. Comunque inizieremo una bella stagione come appunto abbiamo fatto sul 2012. Mi spiace che non ho potuto fare ovviamente l'ultima gara a San Paolo, ovviamente in Brasile con Formula 1 2012, perché come ben sapete non ci sono stato nello scorso mese perché appunto per diversi problemi di salute, quindi non ho avuto neanche modo di riuscire a controllare nella maniera migliore l'assetto, il tracciato e tutto il resto. Quindi ci gettiamo adesso finalmente su Formula 1 2013, inizieremo una bella stagione in compagnia della nostra Williams come al solito, sempre se ci vorrà, il nostro caro Sir Frank Williams, vediamo un po' se riesce ad accettare. Oh mio Dio, attenzione, si esce fuori pista, mi metto a parlare io, speriamo di concludere il giro come meglio possiamo. Bene, e quindi ragazzi fatemi sapere anche la vostra opinione sul nuovo campionato, come vi avevo appunto detto in qualche video precedente su nuovo Formula 1 2013, quindi cercheremo anche quest'anno di dare del nostro meglio. Ovviamente la concorrenza sarà spietata, dovrò ancora sfoderare le mie armi migliori, dovrò riprendermi un po'. Niente male, continua così. Grande amico mio, ci incoraggia questa volta il nostro ingegnere, cerchiamo di non bisticciarci dall'inizio con il nostro ingegnere perché altrimenti è la fine. Vediamo di continuare, perfetto, attenzione, le nostre sospensioni rispondono abbastanza bene, però attenzione a non effettuare un po' di fuoristrada. Continuiamo, mamma mia, intanto dobbiamo cambiarci il casco, questo casco mezzo azzurro e mezzo bianco non ci rispecchia completamente, dobbiamo scegliere un bel casco come era appunto simile a quello di Formula 1 2011, un bel rosso nero. Vediamo di continuare, forza, tutta manetta, possiamo
notare finalmente le prestazioni del motore, ancora è bloccata la schermata, maledizione. Vediamo un po', proviamo qualche altra posizione di guida, vediamo un po' qualche posizione interessante proprio nel bel mezzo della macchina, questa davvero non l'avevo mai provata. Vediamo di continuare, attenzione, vediamo di entrare direttamente dietro a Prost. Oh, Prost, mamma mia, dimenticavo, infatti hanno aggiunto i piloti appartenenti all'epoca passata. Vediamo di seguire il nostro caro amico, però non mi sembra che nella Ferrari, diamo un'occhiata, vedo uno sfondo, sulla Lotus, il nostro caro amico Prost. Vediamo di prendere la scia della leggenda del passato e lo superiamo all'esterno. Oh mamma mia, oh maledizione. Vediamo di continuare, più che un giro regolamentare questa sembra una vera e propria caccia al tempo. Abbiamo 50 secondi per ultimare la nostra grande opportunità. Vediamo di continuare. Dov'è il nostro caro Prost? Dietro di noi, l'imitazione del nostro Prost, perché non sembra questo ragazzone appunto dietro di noi molto sveglio. Vediamo un po', andiamo. Bene, forza che ce la facciamo, amico mio. Grandioso, seguiamolo. Bene, avanti, perfetto, ci siamo molto vicini al nostro obiettivo. 30 secondi ragazzi alla fine, non credo di farcela, siamo molto lontani dalla fine del nostro giro. Avanti, avanti. Attenzione, questi dannati cordoli continuano a rompere le scatole. Attenzione, oh, il nostro caro amico l'abbiamo mandato a quel paese. Forza che ci riusciamo. Questo giro è stato invalidato. No, come è stato invalidato? Forse perché abbiamo toccato il povero ragazzone dietro di noi. Comunque siamo riusciti a ottenere la nostra casa amata Williams. In questo giro, come dire, vi ho esposto anche le mie tematiche principali a riguardo di Formula 1 2013 e quindi vediamo un po' quello che possiamo fare. Torniamo ai nostri box, analizziamo la situazione proprio dall'interno e va bene, può andare abbastanza bene solo se abbiamo ovviamente completato l'obiettivo di sbloccare la nostra cara amata Williams. Vediamo di tornare al menu principale. Velocità media per adesso 104 km/h, molto bene. Forza di gravità 5,5 G. Abbiamo sbloccato anche questo casco principale, mamma mia, eccolo qua. C'è una grande disponibilità di caschi, il nostro casco preferito, vediamo se lo possiamo trovare. Vediamo un po', un casco interessante, eccolo qua, uno dei due, vediamo un po'. Ce ne sono anche di interessanti, ve li faccio vedere tutti per vedere la vasta disponibilità di caschi disponibili. Eccoli qua. Casco, questo mi sembra che ce l'aveva Kobayashi, qualcuno del genere. Anche questi sono carini, nell'ultima sezione. Comunque ce ne sono abbastanza. Vediamo di sceglierne uno, altrimenti non termineremo più. Vediamo di andare nella sezione principale dove appunto avevamo adocchiato il nostro primo casco, però anche questo sembra carino. Vediamo un po', abbiamo addirittura le corna, la parte superiore, come ovviamente tutti i caschi. Vediamo di sceglierne uno interessante. Mi sembra di averne visto uno in rosso da questa parte. Vediamolo un po', deve essere appunto qui vicino. Stiamo girando appunto dall'altra parte, non me ne ero neanche accorto. Eccolo qui, perfetto, scegliamolo immediatamente ed eccoci finalmente nel nostro menu principale, il nostro menu che ci indica ovviamente le nostre opportunità. Allora vediamo di analizzarlo immediatamente. Allora vediamo un po' quello che succede. Formula 1 Questa Classic. è Formula 1 2013. In questa modalità Sì. potrai sederti al volante di alcune vetture classiche della Formula 1 provenienti da diversi periodi e partecipare a numerose modalità di gioco diverse. Ok, possiamo effettuare la prova a tempo, una sorta di controtempo che non so che cosa sia, adesso lo controlleremo, vediamo un po'. Abbiamo l'opportunità di giocare all'interno del circuito della Spagna, ovviamente un circuito passato, accompagnato anche da un bel video che ci potrebbe far capire il tutto. Una modalità scenario, vediamo che cosa ovviamente Resisti tratta. all'attacco delle vetture più veloci e arriva primo. Sei alla guida della Williams nel 1980. Ho capito, in pratica ci getteremo all'interno di uno scenario, di un particolare Ferrari campionato e arriva al primo posto. Perfetto, in pratica ci getteremo nei panni di un pilota di una scuderia all'interno di un contesto storico ben preciso per rigiocare quella situazione e magari sbloccarne altre, gareggiare magari nel mondo per quanto riguarda il punteggio ottenuto all'interno di questa opportunità, e quindi potrebbe essere davvero un'ottima occasione per rivivere un po' il passato. E ovviamente il classico Gran Premio accompagnato da tutte le autovetture appartenenti all'epoca passata, la vecchia Ferrari del 1980 accompagnata anche dal Team Lotus, la vecchia Williams, guardate che figa con le minigonne in basso a destra, accanto ovviamente ai pneumatici. Vediamo un po' il Team Lotus antico. Ero molto curioso di vedere se c'era appunto il team della Porsche, però mi sembra di no, stiamo andando proprio troppo indietro. Però queste sono appunto le vetture disponibili per il nostro campionato, che sicuramente faremo un bel Gran Premio magari inerente all'epoca passata. Però ovviamente l'aspetto che più ci interessa è appunto giocare una bella carriera nella maniera migliore. Allora vediamo un po', test per giovani piloti fatto, sfida campionato, carriera. Le sfide campionato ovviamente sono credo che sono simili a quelle di Formula 1 2012, ricoprire un ruolo ben preciso. Vediamo se è vero, ovviamente con una particolare scuderia. Vediamo se è vero, diamo un'occhiata.
Benvenuto alla sfida stagione. Eccoci nel centro di questa modalità. Diamo un'occhiata intorno. In fondo allo schermo puoi trovare il menu centrale. Lo schermo si aggiornerà quando passi da un'opzione all'altra. Quando un'opzione vuole richiamare la tua attenzione, sarà contrassegnata da un'icona. Nella zona destra dello schermo puoi trovare la classifica della stagione. Usala per capire chi potrebbe offrirti una sfida rivale interessante. A sinistra trovi le schede pilota che ti mostrano un sommario delle tue prestazioni nel corso della stagione e contro il tuo rivale. Ricorda che se lo batti potrai guidare la sua vettura. Il servizio email si trova nella parte inferiore dello schermo. Un'icona ti indicherà la presenza di nuove email. Assicurati di leggere tutte queste comunicazioni perché ti forniscono informazioni importanti per i vari eventi. Queste sono le funzionalità più importanti del centro Sfida Stagione. Bene, allora, probabilmente questa è una sorta di sfida molto particolare che ci getta proprio nei riguardi di una precisa scuderia, come per esempio la Ferrari, in un preciso momento della nostra stagione. Vedo in alto che appunto ci ritroviamo nel Gran Premio d'Italia, in seguito ovviamente il Gran Premio della Gran Bretagna, degli Stati Uniti e così via. Sono delle particolari sfide, a quanto pare, che riguardano quindi precisi Gran Premi. Ovviamente questa non è la carriera principale, però grazie a questa sorta di introduzione abbiamo avuto modo di comprendere le funzionalità che erano presenti anche all'interno di Formula 1 2012. È stato, come dire, disegnato in maniera diversa il menu e quindi adesso possiamo andare a dare un'occhiata nella nostra modalità carriera, che ovviamente ci interessa nella maniera migliore. La sfida campionato ancora non l'ho analizzata per bene, volevo solo darvi un piccolo assaggio a cosa appunto potevamo andare incontro, però la modalità più interessante, che ovviamente tratteremo di più, è la nostra modalità carriera. Allora, vediamo un po', scegliamo la nostra scuderia migliore. Olè! Eccola qui, la Williams Formula 1 Team. Ovviamente è anche disponibile la Lotus, per adesso nessuna offerta disponibile perché non l'abbiamo sbloccata nel reparto giovani piloti, però ovviamente firmeremo con la nostra cara e amata Williams. Vediamoci un po' il filmato introduttivo, che è sempre piacevole alla vista. Vediamo un po', eccolo qua, la nostra grande e amata casa. Cercheremo questa volta, ragazzi, di non completare una stagione sola, bensì 2 stagioni, quindi cercherò di far arrivare video di Formula 1 2013 con più frequenza. Allora, eccoci finalmente arrivati. Il nostro caro amico si è dilungato un po' troppo con le parole. Il nostro caro Pastor Maldonado è sempre accanto a noi, si è rasato i capelli, quindi come al solito ben presente per ostacolarci, quindi vediamo questa volta di dargliene un paio nel momento in cui ci getteremo in qualifica, perché è stato sempre migliore di noi anche l'anno scorso. Allora, la sezione email, vediamo quello che succede, ragazzi. Finalmente oggi stesso vediamo di iniziare la nostra carriera su Formula 1 2013, partendo appunto dalla nostra cara e amata Australia. Le notizie cosa raccontano? Ci aspetta un lungo campionato di Formula 1, come vi ho detto, quindi usciranno video di Formula 1 2013 con più frequenza, perché voglio finire il campionato abbastanza presto, in modo tale da iniziarne uno nuovo, magari in una nuova scuderia. Allora, a che livello, anzi, chi è a livello di Vettel sicuramente lo scopriremo nel corso di questi anni, anzi di questi mesi, però la Williams ingaggia un esordiente. Noi lo sappiamo che ovviamente non siamo esordienti, apparteniamo a una lunga carriera e una lunga classe di piloti. Sicuramente la Williams, il nostro caro Frank Williams, guardate un po', in tutto il suo splendore, ingaggia Edward Van Helgen, e ovviamente è una scommessa per la scuderia Williams, perché ovviamente secondo loro noi siamo dei novellini messi al volante. Comunque cercheremo di essere competitivi al massimo. Una bella email è arrivata immediatamente. Oh no, volevo leggere appunto le email, dannazione. Però ci siamo gettati direttamente nella nostra modalità carriera, un lungo campionato. Ovviamente le notizie vengono anche rappresentate in questo menu principale, possiamo scorrere tramite il tasto presente e ovviamente godiamoci il nostro circuito di Melbourne. Vediamo un po'. Ci entriamo, siamo ingrassati quest'estate, hanno dovuto ridisegnare l'autovettura apposta per noi. Siamo entrati, riconosco finalmente il sedile della Williams, il mio caro ingegnere Pelatone, sempre alla nostra sinistra, grande. Allora, il menu principale, come potete ben vedere, è stato ridisegnato, benissimo. Il monitor ti fornisce informazioni importanti sul weekend di gara. Qui puoi trovare dati di ogni tipo, dagli un'occhiata quando hai tempo. Grazie amico mio, adesso andiamo un po' di... Se vuoi scendere in pista, saltare le sessioni o conoscere gli obiettivi di una sessione, non devi fare altro che chiedere.
Bene, abbiamo anche salvato, e questo è importante. Vediamo adesso cosa succede nei riguardi del nostro caro Pastor Maldonado. Eccolo sempre accanto a noi, con la sua bella testona rapata. Adesso vuole assomigliare un pochino ad Hitman, il nostro caro amico. Ovviamente noi abbiamo il casco, non mostriamo la nostra capigliatura. Comunque, allora, i pneumatici, eccoli qua. Giocheremo per adesso con dei pneumatici duri, visto che stiamo provando la nostra autovettura per la prima volta nelle prove libere. Allora, Melbourne, ovviamente... Su questo schermo puoi vedere il video del giro veloce. Ah, addirittura il video del giro veloce. Bene, in modo tale da essere più competitivi nei circuiti che non conosciamo. Allora, vediamo un po'. Questo è ovviamente l'angolo dedicato... Ricerca e sviluppo ti fornisce indicazioni sui vari componenti aggiunti alla vettura. Perfetto, ovviamente all'inizio non avremo sbloccato nulla, dovremo aspettare un po' di tempo per attendere ovviamente la nostra opportunità di miglioramento. Allora, ovviamente abbiamo un weekend abbastanza favorevole, sole per tutte e tre le giornate principali, 28 gradi, quindi sicuramente dobbiamo stare attenti ai pneumatici. Per quanto riguarda questa sezione dobbiamo anche notare la nostra posizione, che per adesso non è stata registrata, però per adesso possiamo andare direttamente nella sezione appunto della creazione del nostro assetto. Vediamo un po' di capire come regolare ovviamente il nostro assetto. Ci ritroviamo a Melbourne, un circuito abbastanza versatile, non abbiamo bisogno né di una grande velocità massima né di una grande versatilità a livello ovviamente di aerodinamica, quindi dobbiamo avere un po' tutte e due nello stesso tempo. Io direi di impostare per adesso a occhio, poi ovviamente col passare del tempo in pista cercheremo di sfruttare meglio il nostro assetto. Infatti me l'avevate chiesto nei video precedenti di mostrare appunto come ero solito creare un assetto in una situazione generale. Allora, visto che abbiamo Melbourne davanti, un circuito abbastanza versatile, impostiamo per adesso qualcosa che ci interessi, come per esempio un angolo a lettone per adesso anteriore al numero 7, un angolo posteriore al numero 8, in modo tale da essere più versatili nella manovrabilità della nostra autovettura. Vediamo di utilizzare una bella frenata con pressione alta, come al solito. Impostiamo ovviamente un bilanciamento verso il retrotreno per avere ovviamente più sovrasterzo in questo circuito, che è importante. Per quanto riguarda il bilanciamento, allora vediamo un po', io direi di avere una maggiore reattività per adesso, mettiamoci sul numero 8 perché ovviamente abbiamo bisogno di essere più competitivi, però cerchiamo sempre di stare abbastanza attenti con la stabilità del retrotreno, quindi mettiamoci per adesso su un valore tranquillo, come per esempio il 5 potrebbe andare abbastanza bene. Per quanto riguarda le sospensioni, mettiamo la nostra autovettura abbastanza bassa, ecco, sul numero 2 può andare bene. Per quanto riguarda la rigidità, vediamo di impostarla abbastanza elevata, vediamo un po', perfetto. Vediamo di essere come dire un po' più morbidi per quanto riguarda la molla posteriore per avere più aderenza in curva, mentre per quanto riguarda quella anteriore vedremo di aumentare la nostra trazione sempre in modo contenuto. Bene, per quanto riguarda il cambio, vediamo un po', così può andare abbastanza bene, solo che vorrei un po' allungare le marce visto la presenza dei diversi rettilinei e anche delle curve veloci. Bene, vediamo di allungare le nostre marce, magari 318 km/h può andare abbastanza bene, così va meglio. Vediamo un po', perfetto. La testata del motore ovviamente la prima, la miscela sarà la numero 2 con 10 giri ottimi per testare il nostro assetto. Per quanto riguarda l'allineamento ci baseremo per adesso sulla nostra stabilità in curva piuttosto che sulla nostra potenza in rettilineo, così può andare abbastanza bene. Allora ragazzi, questo ovviamente non è un assetto definitivo, quindi per adesso non lo salvo all'interno della mia sezione preferita, partiremo con i pneumatici duri e voglio più che altro provare le condizioni della nostra Williams, soprattutto provare qualche giro e quindi anche mostrarvi un nuovo e vero e proprio giro all'interno della carriera. Quindi adesso possiamo gettarci finalmente in pista uscendo dai box normalmente. Bene ragazzi, eccoci finalmente in compagnia della nostra cara autovettura, la nostra cara e amata Williams. Come potete ben notare abbiamo un casco di color noce, eccolo qua, molto risplendente, soprattutto si distingue dalla nostra autovettura. Come potete ben vedere ci ritroviamo direttamente in pista. Allora sicuramente la gara arriverà tra qualche giorno, perché devo avere non solo il tempo di provare le nuove meccaniche del gioco, quindi ambientarmi all'interno del nuovo Formula 1, scoprire appunto tutte le meccaniche, ma anche ovviamente riuscire a comprendere l'assetto per questa pista. Magari mi ispirerò anche a quello precedente dell'anno di Formula 1 2012. Comunque questo video appunto volevo presentarvelo proprio per farmi per sapere ovviamente la vostra opinione riguardante la qualità audio, ovviamente anche la qualità video, quindi una sorta di prova generale prima della nostra carriera vera e propria. Quindi magari fatemi sapere la vostra opinione sull'audio in termini espliciti, se si sente troppo bassa la voce, se si sente troppo alto l'audio, cose del genere. Quindi un consiglio su questo aspetto tecnico è davvero molto importante, ma anche sull'aspetto
aspetto grafico, in modo tale da regolarmi in maniera tranquilla sui prossimi, attenzione, no, fuori strada non ne vogliamo fare, sui prossimi appunto gameplay. Quindi vediamo di essere competitivi all'interno di questa prima sezione, vediamo un po' come stanno andando, come sta andando il nostro motore, si è surriscaldato, mi sa che stiamo andando abbastanza bene, quindi vediamo di continuare in completa calma, vediamo un po' come va la sezione del carburante, ovviamente è rimasto come prima, quindi possiamo stare tranquilli e non ci possiamo disabituare, molto bene. E quindi ragazzi fatemi sapere le vostre opinioni, non solo inerenti quindi al comparto tecnico, ma anche al come avete visto voi questo Formula 1 2013 a primo impatto, che impressione vi ha fatto, e soprattutto fatemi sapere anche la vostra opinione riguardante questa storia ovviamente delle auto antiche che è stata introdotta. A mio parere è una cosa fantastica rivivere i campionati passati, peccato che appunto non si possa rivivere un campionato vero e proprio, ma solo qualche gara, qualche gran premio, comunque è sempre qualcosa di interessante. Intanto Grosjean con la sua cara autovettura compie 1.29.217, quindi un giro abbastanza ottimale, quindi adesso vediamo di concentrarci. Detto questo ci lanciamo immediatamente con miscela elevata, pronti a completare la nostra avventura. Andiamo, primo settore, forza, tutta manetta, avanti, vediamo di sfiorare il nostro giro migliore, utilizziamo il KERS nella maniera migliore, abbiamo anche un bel po' di DRS in tasca, l'abbiamo sprecato tutto in questa fase, vediamo di essere competitivi, forza, avanti che ce la facciamo, vai che ci riusciamo, ottimo. Ok, procediamo anche da questa parte, teniamo sempre sott'occhio il nostro caro motore, i nostri pneumatici sono completamente perfetti, siamo riusciti a migliorare come potete ben vedere di circa un secondo, molto ma molto bene. Allora abbiamo ancora carburante per 8 giri, ecco anche perché la nostra cara autovettura è molto più lenta per la presenza di circa 30-40 kg in più, mamma mia, attenzione, vediamo di continuare da questa parte a tutta manetta sotto le palme australiane, attenzione a qualche macaco se ci tira una bella noce di cocco, meno male che abbiamo riservato il nostro caro e amato cascone. Vediamo di continuare bene, che era davvero tantissimo tempo che non tornava a Melbourne, davvero un'esperienza fantastica riniziare un nuovo campionato qui su Formula 1 2013. Attenzione, vediamo un po' come sta andando, circa 300 km/h, la nostra autovettura però risponde bene all'assetto che abbiamo appena adesso impostato, forse manca un po' di stabilità, per adesso la prima cosa da fare è sottocontrollare se le marce vanno abbastanza bene, non limitano la potenza del nostro motore, l'erogazione di potenza però è abbastanza soddisfacente. Per quanto riguarda l'aderenza forse dobbiamo migliorare un po' nei prossimi giorni, però un giro di circa 1.29 è stato appena adesso completato, anche 1.31, e ci ha fatto guadagnare la 14ª posizione proprio dietro il nostro caro Pastor Maldonado, che appunto come al solito in qualifica riesce a ottenere qualcosa sempre meglio di noi stessi. Comunque questo primo giro in Australia abbiamo provato, quest'oggi ci stiamo appunto lavorando la Williams nella maniera migliore, è stato fantastico, siamo riusciti a non fare un bel testacode e anche a ottenere un 14° posto che dopo tanto tempo di inattività è davvero importante. Quindi ragazzi, come vi ho detto, fatemi sapere le vostre opinioni inerenti a questo nuovo capitolo per quanto avete visto, come dire, in questa prima fase, e adesso ci beccheremo sicuramente all'interno della nostra gara a Melbourne, che avverrà come vi ho detto tra qualche giorno, e quindi cercheremo questa volta non solo di eguagliare ovviamente il primato di Fernando Alonso, anche di Vettel come appunto l'anno scorso, ma vedremo di vincere anche qualcosa. Abbiamo, se non sbaglio, siamo riusciti a terminare l'anno con il terzo o quarto posto, vedremo di fare qualcosa di più, quindi cerchiamo di essere competitivi e di non perdere punti nelle prime gare. Attenzione, ok, l'anno scorso siamo stati molto fortunati anche con i pneumatici, non abbiamo scoppiato in nessuna gara, quindi auguriamoci la stessa fortuna anche all'interno di quest'anno, che ovviamente auguro che sia un anno pieno di soddisfazioni anche all'interno di questa casa automobilistica. Vediamo di continuare, ormai intanto abbiamo terminato anche un terzo giro, vediamo di comprendere il nostro ultimo risultato, benissimo, vediamo di gettarci nuovamente nelle fauci della nostra bandiera a scacchi, forza che ce la facciamo, andiamo, forza che siamo riusciti a fare qualcosa, sempre il terzo settore ci limita un pochino, vediamo un po', attenzione, siamo riusciti a migliorare, 12° posto, grande prestazione, e in questi primi 3 giri della nostra Williams continueremo a migliorare e soprattutto cercheremo di ottenere il miglior risultato all'interno della nostra del nostro circuito di Albert Park. Allora, opzioni sessione, possiamo ritornare ai box, confermiamo il tutto, benissimo, l'assetto me lo salvo perché è abbastanza interessante, e quindi vediamo un po' di capire più o meno come fare. Attenzione, mi sembra che era da questa parte, perfetto, salviamo il nostro primo assetto, vediamo di selezionarlo nella maniera migliore, perfetto. Allora, quindi questo ragazzi è Formula 1 2013, come appunto avete ben potuto vedere, la nostra prima stagione in questo fantastico mondo automobilistico
automobilistico, i nostri ingegneri sono appunto pronti sempre accanto a noi. Adesso vedremo più o meno quello che possiamo fare all'interno del menu principale, se ci è mancato ovviamente qualcosa, quindi ritorniamo immediatamente al nostro menu anche per notare un po' le proposte, le email che ci sono arrivate. Allora, ti do il benvenuto in squadra, mi chiamo Leonard Thompson, perfetto, il responsabile dei computer del quartiere generale. Ci occupiamo di raccogliere i dati relativi alle prestazioni di ogni gara e poi li inviamo ai nostri cari piloti. Ovviamente Anna Forlan, ve la ricordate, benvenuti in Formula 1, speriamo che tu sia capace di effettuare un anno mitico come appunto l'hai giocato l'anno scorso, e ovviamente anche Rob Santon, il nostro caro ingegnere tecnico, ci offre le sue congratulazioni per l'accesso in squadra e soprattutto informazioni su Melbourne, che sarà una gara abbastanza tranquilla con un meteo abbastanza idoneo, e sicuramente l'affronteremo al massimo delle nostre prestazioni. Fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento, come appunto vi ho citato, le diverse tematiche sulle quali dovrete ovviamente sulle quali dovete ovviamente impostare i vostri commenti, quindi il reparto tecnico per non avere problemi poi nel bel mezzo della stagione, il reparto ovviamente inerente al gioco stesso, e vediamo adesso di beccarci nel momento in cui giocheremo la nostra cara e amata gara a Melbourne in Australia. Ciao a tutti ragazzi dal vostro Edward Van Helgen, quindi ci beccheremo presto, vediamo di lavorare per benino la nostra Williams qui in Australia. Ciao a tutti!